momento solo. Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Bene, in questa festa della Trinità ci ha appena augurato in questo saluto trinitario, ecco, che la pace sia con noi. Ecco, siamo nella gioia e lieti di essere qui quest'oggi per festeggiare insieme a Don Manuel, perché il Signore l'ha chiamato e lui ha risposto: ti seguirò, Signore, come abbiamo cantato. Grazie al Signore prima di tutto e grazie anche a voi che siete qui quest'oggi, nonostante l'inclemenza del tempo. Si dice sposa bagnata, sposa fortunata, forse vuol dire anche prete bagnato, prete fortunato. E ringraziamo intanto la mamma Yolanda che è qui con noi, lei nonostante i suoi problemi di salute, il sindaco con sua moglie e tutti quanti voi. E iniziamo questo momento di ringraziamento, di lode, questa Eucaristia al Signore, la prima Eucaristia solenne di Don Manuel. Coraggio. Fratelli e sorelle, Dio è amore, Dio è famiglia e comunione, Dio è Trinità. Riconosciamoci peccatori per non aver corrisposto al suo amore e invochiamo la sua misericordia. Signore, mandato dal Padre per rivelarci il suo cuore ricco di misericordia, Kyrie eleison.
Cristo, servo fedele che hai donato te stesso per salvarci dal nostro peccato, Cristo è eleso. Signore, che siedi alla destra del Padre e ci doni la forza dello Spirito Santo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai come il Signore le aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore,
che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedetto sei tu, che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu, nel firmamento del cielo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia
la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito, Figlio di Dio. Parola del Signore. Carissimo Don Manuel, è la prima volta che sono chiamato a tenere un'omelia per una prima messa e mi sento davvero emozionato, con quel misto di tremore e di gioia che si avverte quando si fanno delle cose importanti. Molte cose si potrebbero dire, ma solo alcune credo sia necessario non tacere. Ne ho scelte alcune fra le tante che ti offro con l'umiltà di un fratello, senza pretese di offrire delle verità che possiedo, ma con il cuore di chi gioisce. Le dirò usando alcune parole che ti consegno come perle preziose e come augurio sui tuoi passi. Cari amici, non me ne vorrete se parlerò soprattutto dell'esperienza del sacerdozio, ma non sentitevi esclusi, poiché il sacerdozio ministeriale si radica sul sacerdozio battesimale, e così parlare di Manuel, Don Manuel, è come parlare di ogni battezzato. Grazie, anzitutto grazie. La prima e fondamentale parola che ti dico è grazie. Grazie perché hai detto di sì al Signore, che ti ha chiamato fin dal grembo materno, e superando con tenacia tante piccole e grandi prove, le conosciamo e non sono qui adesso ad elencarle, ma hai perseverato nel cammino che oggi ti porta all'altare del Signore. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Belle queste parole, le parole di Mosè che ci ha consegnato la prima lettura. La preghiera di Mosè per il suo popolo è la stessa preghiera che oggi abita nel tuo cuore. Caro Manuel, sei stato consacrato per essere prete, non per fare il prete. Nonostante tutte le caricature con le quali le persone spesso connotano il ministero, e talvolta noi stessi lo definiamo, credo sia utile ribadire con forza che questo sacramento non è stato, non è e non sarà mai un mestiere, come al centro il fare cose. Potrebbe certamente correre il rischio di diventarlo, ma questo pericolo andrà subito affrontato con i giusti anticorpi, velocemente, anzi direi senza indugi, comprendendo e rivisitando giorno dopo giorno l'essenza di questo sacramento. Ma anzitutto grazie, come vi dicevo, grazie per aver detto di sì alla chiamata, grazie per camminare con noi, grazie perché attraverso il tuo sì vediamo che è ancora possibile dire una parola definitiva sulla propria vita, che non tutto è consegnato al temporaneo, alla fragilità. Il tuo sì ci illumina
e ci dice che ha ancora senso dare tutto a Dio, che il Vangelo è una cosa seria, non è una favola, e che vale la pena di metterci sopra la vita. La seconda parola che ti voglio consegnare è relazione. La prendo a prestito dalla solennità che celebriamo, quella della Santissima Trinità. A prima vista si potrebbe dire che le due cose appaiano distanti, la Trinità e il sacerdozio, il mistero del cuore di Dio, unica sostanza e Trinità di persone, e il mistero del prete. Ma mistero e ministero sono invece collegati, e non solo perché le parole si assomigliano. Mi sembra che sia opportuno ricondurre tutto al cuore di Dio, a Dio in sé. Guardare il cuore di Dio, quella che chiamiamo, in una parola forse difficile, l'ontologia della Trinità. Ma questo ci può illuminare a cogliere che la chiave di tutto sta proprio nella relazione. Si esprime il dato di fede secondo cui questo Dio è essenzialmente uno, ma non è solo un monolite, è distintamente tre, ma non come cozzaglia di tre in uno. È uno perché agape, amore di dedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo. Che tutti siano uno come io e te siamo uno, dice Gesù nella sua preghiera sacerdotale al Padre, così come ci racconta il Vangelo di Giovanni. E questa è in fin dei conti la formula breve della Trinità, un punto di luce e di fuga formidabili per cogliere l'essenza del ministero del sacerdote, è relazione. Se Dio è relazione di amore, anche il sacerdozio è relazione di amore, con Dio e con le persone. Carissimo Don Manuel, tu hai acquistato con Cristo una relazione fondamentale. Sei diventato partecipe del suo unico sacerdozio, così che non lo rappresenti semplicemente o lo eserciti, ma lo vivi in Cristo. Sei in Cristo e Cristo vive in te. Questa è la mia seconda parola, che diventa un augurio. Vivi la relazione, coltiva le relazioni. Il servizio, e siamo alla terza parola. Giovanni Paolo II scriveva: ogni vocazione sacerdotale è un grande mistero, è un dono che supera infinitamente l'uomo. Ognuno di noi sacerdoti sperimenta in tutta la sua vita. Di fronte alla grandezza di questo dono sentiamo quanto siamo adesso inadeguati. Sì, il sacerdote è un mistero a se stesso e agli altri, un mistero rischioso, inquietante, perché è la trasparenza di Dio, e il rischio più grande lo vive proprio Lui, Dio, che si fida di questo suo servo, guardandolo nel profondo. Prete, ma chi sei? Uno che serve, uno che fa della propria vita un servizio. Essere prete è un modo inutile di amare, inutile come ogni amore, inutile come l'aria che respiriamo o la luce che ci illumina, inutile perché non inutile. Sant'Agostino diceva: con voi sono cristiano, per voi sono vescovo e prete.
Per ogni sacerdote questo essere per significa che la comunità cristiana può far conto su di lui. Questo essere per sarà fondamentale per la tua vita. È il servizio, l'ultima delle parole che ti voglio consegnare, ma anche quella più impegnativa. E se il mio discorso fino adesso potrebbe essere stato retorico, forse qualcuno magari lo ha anche pensato, ma io comunque sono convinto di quello che ti ho detto. E ti farò ora alcuni esempi di come vivere questo servizio. Starai con i giovani, condividendo con loro momenti di vita? Sei un giovanilista. Farai il rosario con le vecchiette nel mese di maggio? Sarai un devozionista. Ti dedicherai alla preghiera, magari con la comunità, uno spiritualoide. Farai cose, magari dedicandoti alla cura delle strutture, degli spazi, un muratore. Seguirai con cura il catechismo, i catechisti, l'educazione dei ragazzi, un operatore sociale. Sarai attento non solo ai poveri, agli immigrati, ma alle condizioni che generano la povertà e il disagio. Un rivoluzionario, non volevo usare un'altra parola. Sarai attento alla liturgia, curando la celebrazione della messa, i canti, gli arredi sacri, che tutte le cose siano a posto. Un fissato. Quale soluzione? Vivi il tuo servizio nella libertà. Tu carissimo impara a farlo giorno dopo giorno, ecco, dicendo: c'è una Chiesa che può far conto su di me. Farai convergere in te tante componenti della comunità, i bambini, i ragazzi, le famiglie, i singoli, i poveri, i malati, i lontani, anche gli avversari. Tu ne sei il cuore, ne sei la voce, ecco perché sei rappresentante del popolo presso Dio. Il Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato ci ha spiegato bene la missione del Figlio. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. La salvezza, cioè il servizio di amore. Ancora una parola e concludo, una parola che non è mia, una parola che mi è stata consegnata 9 anni fa. Eravamo nella chiesa quella volta, non qui, però diciamo in questa parrocchia, da Don Fulvio, in occasione della mia prima Santa Messa. Mi disse questa parola che adesso ti voglio riconsegnare: non sentirti mai un uomo arrivato. Questo è l'impegno che ho ricevuto e che ti voglio riconsegnare. Buon cammino allora. Qualunque cosa il Signore per mezzo della Chiesa ti chiederà, ama sempre la Chiesa, nonostante tutti i suoi limiti e le ferite. Ama la nostra piccola Chiesa particolare, talvolta sembra un po' sgangherata, ma non come una macchina da far funzionare ben oliata, come una famiglia da custodire. Noi ti accompagniamo con la nostra preghiera e tu portaci con te all'altare del Signore. Buon cammino, te vorremo bene. Rinnoviamo la nostra fede con il credo. Credo in un solo Dio, Padre, Creatore di tutte le cose visibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce della luce, Dio
contempliamo il mistero stesso dell'amore divino, salga la nostra preghiera al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Signore, tu che hai scelto Manuel come tuo ministro, aiutalo e sostienilo nel suo cammino, affinché sia sempre attento all'ascolto e ai bisogni del prossimo e fedele testimone del tuo amore. Preghiamo. Signore, che hai scelto Manuel per testimoniare il tuo amore ai fratelli, guidalo affinché sia come San Francesco, sempre docile strumento tra le tue mani, per compiere la tua volontà con l'esempio e le opere, e sappia offrire la sua vita per aiutare gli altri. Preghiamo. Signore, che hai scelto Manuel come tuo servo fedele, aiuta tutti noi a sostenerlo e ad aiutarlo nel compiere la tua volontà. Preghiamo. Padre Santo, ti presentiamo il nostro mondo senza pace. Attira a Gesù tutti i popoli perché siano deposte le armi e ognuno scopra la tua bellezza nel volto di ogni fratello. Preghiamo. Trinità Santa, ti presentiamo la nostra comunità. I nostri atteggiamenti, le nostre parole, le nostre attenzioni reciproche rispecchino il tuo eterno scambio d'amore, perché tu divenga visibile in mezzo a noi. Preghiamo. Ascolta ed esaudisci, o Dio, la preghiera che sale dal cuore dei tuoi figli in questo giorno di festa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. E benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Santifica, Signore Dio, i nostri doni del nostro servizio sacerdotale su quali invochiamo il tuo nome e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede e senza differenze lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata,
Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare ti presentiamo Rita, e nella tua misericordia tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome del Signore diamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
qui al centro, sulla sinistra sarà il diacono. Quanti sono? Dove ti sogno che io vorrei
Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo ancora un attimo. Bene, già all'inizio ho ringraziato alcune persone qui presenti come il signor Sindaco e anche la mamma Yolanda che nonostante è qui, grazie, io dico che merita anche lei un bel applauso. Ringrazio tutti quanti il coro, non l'ho ringraziato all'inizio perché se avessero cantato male, invece come sempre hanno animato e sostenuto questa liturgia. Un grazie al coro guidato come sempre magistralmente dal maestro Ugo. Grazie a tutti quanti, ai bambini che hanno fatto i chierichetti, che stanno imparando, vedo molto bene. E a tutte le persone che hanno lavorato per questa bella festa. Avremmo voluto, come sapete, partire dalla casa di Don Manuel, venire qui processionalmente per animare un po' anche il paese. Purtroppo non è stato possibile, comunque non importa, la festa è bella lo stesso. Come dicevo, prete bagnato, prete fortunato. Avrò dimenticato certamente qualcuno da ringraziare e ringrazio anche quelli che ho dimenticato. Ecco chi ho dimenticato. Ho dimenticato naturalmente Don Giulio che ci ha reso partecipi della sua bella riflessione sul sacerdozio, ecco. E quello che ha detto è molto profondo, è servito anche a me, che sono sacerdote ormai da tanti anni, ma come dice lui abbiamo bisogno sempre di riscoprire le fondamenta del sacerdote. Mi ha colpito che innanzitutto c'è la relazione col Signore, la relazione col Signore a partire appunto dalla Trinità, eccetera. E questa relazione col Signore porta poi al servizio, alla relazione con gli altri. Ecco, io ti auguro, caro Manuel, che tu ti metta al servizio, libero, come diceva Don Giulio, dai giudizi delle persone, perché se si va dietro a quello che fa i giudizi delle persone si diventa matti, non si finisce più. Allora è importante compiere il bene, che il Signore ti aiuti a compiere il bene nella tua vita e ad essere attento. Io ho conosciuto Don Manuel la prima volta in carcere, non perché era carcerato, ma perché è venuto lì col vescovo per una messa, non mi ricordo se era Natale, Pasqua, eccetera, e l'ho conosciuto lì. So che nella sua storia questa attenzione a coloro che sono nella sofferenza, a coloro che sono stati feriti profondamente nella vita, ecco, che tu possa mantenere sempre nel tuo ministero sacerdotale questa attenzione agli ultimi, ai feriti della vita, e che sono per noi Gesù Cristo, come dice sempre il Papa. Bene, non voglio fare un'altra predica, ma concludo dicendo che ti ringraziamo veramente, Manuel, per il tuo sì, e ringraziamo Dio che ti ha scelto e ti ha chiamato. Non tutto finisce qui, nel senso che dopo c'è anche, possiamo stare assieme, mangiare qualcosa, bere qualcosa assieme, un momento di agape, per usare una parola grossa, un momento di fraternità, che è molto importante anche questo. Bene, e sì, un'altra cosa che dimenticavo, mi hanno detto di dirvi che se volete vederli in televisione, domenica 11, cioè domenica prossima alle ore 9, su Tele Pordenone ci sarà una sintesi di questa celebrazione alle ore 9 su Tele Pordenone, canale 16, quindi potremo anche vederci in TV.
tantissime cose, soprattutto questo mistero grande che è Dio. Se lo sono domandati i filosofi, se lo sono domandati i santi. Sant'Agostino, guardando un bambino che stava scavando una buca sulla spiaggia, si chiedeva cosa facesse. Lui voleva prepararla per contenere il male. Sant'Agostino dice: com'è possibile? Beh, io conterrò il male prima che tu capisca l'immensità di Dio. E vedete, anche il poeta Khalil Gibran si chiedeva: ma chi è Dio? Qual è questo mistero? Beh, è un cuore che sa contenere tutti i nostri cuori, è un amore che sa custodire tutti i nostri amori, è uno spirito che sa sostenere tutti i nostri spiriti, è una voce che sa abbracciare tutte le nostre voci. Chi è Dio? Se non quel mistero grandissimo che rappresenta la Trinità, che ci dà in questo suo silenzio, alle volte profondo, la speranza di entrare anche dentro di noi e riscoprirlo dentro di noi, dentro ognuno di noi, dentro il cuore di ognuno di noi c'è la vocazione a Dio, c'è la vocazione a questo grande mistero che abbiamo festeggiato oggi. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace.